Bene, eccoci anche oggi insieme all'ospite Luca Cestaro, da un paio di mesi presidente dell'AIDO Veneto. AIDO è l'Associazione Italiana Donatori Organi. In uno dei suoi primi interventi ha segnalato come il 2020, nonostante la pandemia, sia un anno in cui avete raggiunto il massimo dei traguardi in anni recenti, per quanto riguarda evidentemente le donazioni. Sì, e diciamo che nel 2020 a settembre abbiamo raggiunto i risultati quasi anche superati rispetto agli anni precedenti, quindi questo è un segnale dove il cittadino comprende la necessità e anche il senso civico di aiutare il prossimo e quindi di dire sì alla donazione, pur avendo avuto una situazione sanitaria pandemica abbastanza importante, dove la gente un po' ha avuto timori, ha avuto paura, abbiamo raggiunto ben 124 donazioni su 224 persone processate nella valutazione della donazione. Cioè persone che prima di morire avevano dato l'autorizzazione. Esatto, persone che in vita hanno espresso la loro volontà di donare e in quell'occasione sono state processate, nel senso esaminate, valutate le loro condizioni, e su questo numero sono stati possibili donare 124 persone, insomma sono state idonee al trapianto. Con una freddezza giornalistica, devo dire, nel comunicato si legge: più nel dettaglio si registra un aumentato numero di donazioni di rene, cuore e pancreas, mentre diminuiscono quelle di fegato e polmone. Ma c'è una qualche relazione a qualcosa? Oppure è casuale? No, non è che il rene diciamo, è l'organo più trapiantato in assoluto, ok? Quindi abbiamo circa 6.000 persone che sono in attesa di un trapianto di rene, ma nello stesso tempo, avendone 2 a disposizione in un corpo umano, c'è la possibilità anche di donarne uno da un familiare, da un parente compatibile, e comunque da una persona si può salvare 2 persone, perché si vive tranquillamente con un rene solo. Fegato è un po' più complicato, i polmoni anche, poi in più quest'anno con la pandemia che c'è, che colpisce le vie respiratorie e anche i polmoni, diventa ulteriormente più difficile. Comunque l'attività sta procedendo nella maniera più corretta e i numeri insomma ci stanno dando ragione per quello che ci riguarda. Il fatto che il maggior numero dei trapianti riguardi il rene è solo per una facilità di avere, diciamo, l'organo da trapiantare, o perché stanno aumentando anche le malattie che colpiscono quella parte? Questo è un particolare importante, nel senso che le persone nella loro vita quotidiana a volte non rispettano il proprio corpo, e quindi ci sono componenti che possono essere genetiche e componenti che possono essere dipese dal nostro stile di vita. Chiaramente il nostro stile di vita è quello che danneggia di più i nostri organi, e il rene è uno di quelli che soffre più di tutti, perché può esserci, che ne so, la componente della pressione che può danneggiare il rene, ci può essere un caso ereditario, ci può essere anche una malattia collaterale come può essere il diabete, che va a intaccare la microcircolazione. Cioè ci sono tanti fattori che portano un individuo, una persona, ad ammalarsi di rene. Chiaramente quello che noi consigliamo come associazione nel nostro messaggio è proprio quello anche di prevenire, cioè avere cura di se stessi, quindi un'alimentazione corretta, attività fisica, rispettare un po' quello che è il nostro corpo, più che altro per stare bene noi. Poi se domani vorremmo essere donatori potremmo dire sì alla donazione. Abbiamo esordito dicendo che il 2020 con 224 potenziali donatori ha raggiunto una disponibilità mai avuta prima. Di questi 224 potenziali donatori, 100 non hanno potuto vedere esaudita l'ultima volontà a causa Covid. Ma 224 su una popolazione come quella veneta, dove credo che i morti siano molti di più nel corso dell'anno,
dimostrano che c'è ancora un gran lavoro da fare di sensibilizzazione rispetto alla donazione di organi. Certo, il dato va analizzato un po' in tante sfaccettature. Il problema qual è? Che l'attività della nostra associazione è proprio quella di informare le persone. Non avendo l'opportunità di far conoscere alle persone questo valore che è il dono, automaticamente la persona nel suo modo di vedere la perdita di un familiare lo vede quasi come andare a intaccare una persona vicina a sé per danneggiarla nel chiedergli la volontà, la donazione. Quindi se noi riusciamo ad informare queste persone è più facile che loro possano anche trovare, tra virgolette, un sollievo nel dare la possibilità di avere ancora un familiare che ha potuto donare la vita a qualcun altro. E chiaramente questo dipende poi da una cultura anche nostra. Ecco, voi dite, tra l'altro, che è ancora alta la percentuale di familiari che negano l'autorizzazione al prelievo degli organi laddove la persona deceduta non avesse espresso una chiara volontà. Questa percentuale è il 22,3%, sì, pur in diminuzione. Però io la vedo positivamente, vuol dire che l'88% delle persone dice di sì. Sì. Il 78%. È vero, però cioè, è anche vero, è tantissimo, però questa percentuale va comunque a togliere delle opportunità a chi è in attesa di un trapianto. Vorreste un 100%, ma... Questa forse potrebbe essere un'utopia, però chiaramente noi dobbiamo lavorare per diminuire questo. Noi dobbiamo... Sì, però voglio anche dire, va anche rispettato il sentimento dei familiari, possono esserci motivi religiosi, tante cose. Ci possono essere tanti motivi dove una persona, un familiare è spinta a dire di no, però è giusto fargli capire anche l'opportunità che ha. Se poi c'è anche una testimonianza a monte dove il proprio caro che è venuto a mancare ha espresso la volontà di donare, sarebbe quasi togliere un valore alla scelta del proprio caro, che era il desiderio. Ecco, ci spieghi com'è il procedimento? Invita una persona dall'autorizzazione, ma questa autorizzazione potrebbe essere rivista dalla famiglia nel momento decisivo? Certo, la domanda è chiara. Allora, la possibilità di scegliere in vita la puoi fare quando sei maggiorenne. In quel momento lì puoi decidere se vuoi essere un donatore o se decidi di non esserlo, perché c'è anche questa opportunità. E la famiglia chiaramente deve essere informata. Se io decido di iscrivermi all'età di 18 anni, diventare donatore, devo comunicarlo alla mia famiglia, a chi mi sta vicino, per renderli partecipi della mia scelta. Chiaramente il familiare non può opporsi ad una scelta che viene fatta da una persona maggiorenne che è convinta di questo, perché comunque è una scelta fatta autonoma, non è condizionata, non è circuita, voglio dire. Il familiare può dire ma non sono d'accordo, ma io la vedo, però la legge del 91-99 dice che questa cosa vale la volontà espressa. Allora, questo 22% di persone che hanno detto di no si riferisce a parenti che non avevano espresso una chiara volontà. Sì, questo 22% è anche vero che bisogna analizzarlo un po' a 360 gradi, perché purtroppo chi viene a mancare non è solo chi è già iscritto, ci sono persone che non sono iscritte. Quindi il lavoro che i coordinamenti ospedalieri trapianti, il COT, che va a fare è quello di chiedere alla famiglia se conoscono questa opportunità. E in quel momento lì non è facile parlare con una famiglia che non conosce l'argomento, che non sa come la pensava il proprio caro.
e quindi diventa molto più difficile lì trovare il parere favorevole alla donazione. Ecco perché quel 22% lì diventa pesante, perché ci sono persone che ancora non sono informate su quello che è l'opportunità di donare. Concluderei con una testimonianza, la sua. Lei da 22 anni è un trapiantato di rene e pancreas. Sì, io ho avuto, tra virgolette, la fortuna di essere graziato, diciamo così, e avere l'opportunità di un trapianto combinato. All'epoca erano i primi, ecco, era pionieristico, no? Riuscire a fare un trapianto combinato. Però la mia vita era più che altro una forma di egoismo totale. Poi invece mi sono trovato dall'altra parte della barriera, come tante altre persone che stanno vivendo questo momento. E ho avuto la fortuna di ricevere una telefonata che mi diceva: parti, vieni che è arrivato il donatore per te. E la mia vita lì è cambiata e da lì ho deciso di fare il volontario. E sono 22 anni che io sto vivendo grazie a un sì che si può esprimere in tanti modi, che magari dopo, se ci sarà occasione, lo spieghiamo, e quel sì mi ha dato l'opportunità di impegnarmi nel volontariato, perché a quel punto ho detto: posso fare qualcosa per gli altri, visto che qualcuno lo ha fatto per me, io lo farò sicuramente per gli altri. E sono qua. Ecco, grazie, per ora mi devo fermare qua. L'invito naturalmente a seguire l'esempio del nostro ospite, ovviamente in momenti più felici. Grazie a Luca Cestaro, che è il presidente di Aido Veneto, Associazione Italiana Donatori Organi. Il consenso si può dare in qualsiasi momento, ha avuto i 18 anni, compiuti i 18 anni. Sì, quando tu compi 18 anni puoi scegliere o col rinnovo della carta d'identità, o iscrivendoti all'Aido, chiedendo un'associazione eccetera, oppure andando all'ASL di riferimento. Oppure c'è l'auto-olografo, dove tu dichiari di essere favorevole alla donazione e comunicarlo alla famiglia, chiaramente, perché questo è fondamentale, perché è un pezzo di carta che quello rimane a te. Invece le altre 3 versioni che ho detto prima vengono registrate e quindi c'è una banca dati dove c'è tutto questo, la volontà di chi ha espresso. Ecco. Grazie, davvero un buon lavoro. Grazie a Luca Cestaro, grazie a voi, alla prossima. Grazie, arrivederci.